viaggio a Villa Sant'Antonio si sta per concludere, ma raggiungiamo la casa padronale di Saverio e Virna, qui dove ci accolgono, e vi devo garantire una cosa, che hanno allestito una piccola festa. Se mi aiutate a scendere dal cavallo, io non sono assolutamente bravo ad andare a cavallo, anzi vi confesso una cosa, ho anche un po' di paura. Narciso, aiutami, ti prego. Aspettate un secondo che scendo. Grazie, sicuramente vi siete accorti che non sono assolutamente pratico. Vi dicevo, qui a Villa Sant'Antonio hanno organizzato una piccola festa per noi e hanno allestito anche una tavolata con dei prodotti tipici. Incontro la signora, mi ricordi il nome? Gabriella. La signora Gabriella. Cosa vediamo qui? Questi sono tutti prodotti casalinghi, no? C'è il sagrando, c'è la pancetta, capocollo, poi c'è samosteva, Che sarebbe il filetto. sì, poi c'è il prosciutto, la salsiccia e il salame. La signora Gabriella, ma come si preparano questi prodotti? Allora, il prosciutto si pesa, una volta pesato e si devono calcolare il peso e i giorni per metterlo sotto sale, no? Comunque si mette il pepe e samata faua, che sarebbe il seme di finocchio selvatico, e il sale, e si mette sotto sale e si fa il calcolo, non lo so quanto pesa, ci sono determinati giorni, se è un giorno o 2 giorni, e si lascia lì stagionare, poi si lava con l'aceto e si lava con l'aceto e si rimette il pepe e il finocchietto selvatico e si appende. E quanto bisogna lasciarlo per la stagionatura? Dalla grandezza del prosciutto. Qui invece abbiamo anche il formaggio, Semistagionato e formaggio stagionato. abbiamo anche dei liquori, Sì, sì. tutto fatto in casa. Tutto fatto in casa, il mirto, il limoncello, c'è il vino, poi c'è l'acquavite, c'è l'olio. Poi ci sono i porcini, che ci sono anche i porcini qui nel nostro paese, i carciofini, queste sono melanzane, poi ci sono i cardi selvatici, e questo è un cardo selvatico, cimonialo diciamo noi. Questa è tipica di Sant'Antonio. Questo è un prodotto tipico, non sono in tutti i posti che lo fanno. Questo è fatto sott'olio, però si può utilizzare anche come minestra. Quindi si può condire la pasta con... Sì, si può anche condire la pasta, però noi facciamo una minestra tipica, rosoliamo il cardo sagimonia, la rosoliamo con la cipolla e il prezzemolo, poi ci mettiamo l'acqua, facciamo fare un brodino, poi ci mettiamo i capelli d'angelo, i finvedusu e poi i suvasagedu ci mettiamo, ci lascia riposare un attimino e poi La minestra è pronta. è pronta. È un prodotto tipico del nostro paese. Qui vediamo anche la fregola. La fregola fatta in casa, i spannaveda, il marracone del cividio, poi ci sono anche le fave, il pisello e i ceci, sono tutte cose che fanno. Mentre da questa parte, insieme alla signora Deborah, vi presento il pane fatto in casa. Questi sono i scocosi, che è il pane che si faceva per le feste, per i matrimoni e per le altre occasioni importanti, e questo è il pane di tutti i giorni, diciamo. Un pane davvero pregiato questo. Sì, che viene tutto decorato dalle nostre massaias. C'è un grande lavoro. Poi qui abbiamo i dolci. Questi sono i spagros, poi abbiamo su gâteau, spavassinus, e poi spistoccoso, e poi abbiamo i buconettuso, e poi abbiamo gli amaretti e gli altri dolci di mandorla. E fate anche il... Sono le nostre marmellate, di fichi, delle more e poi delle pesche, che sono tutte cose che facciamo noi a casa. Io vi ringrazio la signora Deborah e la signora Gabriella per averci accolto. Voi per essere stati qui presenti. Inoltre ringraziamo la Proloco per aver allestito questa bella tavolata e quindi averci dato la possibilità di scoprire quali sono i prodotti tipici di Villa Sant'Antonio. Sulle note della fisarmonica del signor Armando Pau guardiamo insieme la scheda sul territorio di Senis.